nella giornata di oggi hanno preso servizio alla questura di Pordenone 10 agenti della Polizia di Stato nell'ambito del piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come vedete in questa foto che ci è arrivata direttamente dalla questura di Pordenone. Si tratta di 2 neoagenti provenienti dalle scuole di polizia di Trieste, Vibo Valentia ed 8 appartenenti alla Polizia di Stato provenienti da varie sedi del centro e nord Italia, dove hanno prestato servizio in diversificati uffici e settori. Questi rinforzi previsti nel piano di potenziamento per l'anno 2020 si vanno ad aggiungere agli altri 7 agenti assegnati sempre alla questura di Pordenone il 22 giugno 2020, importanti risorse a testimonianza dell'attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza riserva alla provincia della Destra Tagliamento. Il questore della provincia di Pordenone, Marco Dorisio, ha ricevuto il personale neoassegnato, dando loro il benvenuto e augurando un buon lavoro, sottolineando la vicinanza della comunità pordenonese alla Polizia di Stato, vicinanza attestata dalla fiducia che le persone ripongono verso la polizia, a legittimazione del servizio che quotidianamente viene assolto dalle donne e dagli uomini della questura e dalle specialità a favore del bene comune e della collettività. Saluto e ringrazio il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato. Allora, soddisfatto? Per questo nuovo arrivo? Allora, facciamo una cosa, facciamo un gioco che per chi è a casa, direttore, così mettiamo chiarezza. Chi vuole prende carta e penna, perché io è dal 1991 che faccio il sindacalista, a oggi sono 30 anni. Ok, dopo nel 2008 ho dedicato l'intera vita solo al sindacato, sono diventato segretario nazionale e quindi credo di aver messo tanto fiato dalla mia bocca per il sindacato, di che ne dica qualcuno, che secondo me ha un po' di confusione nella testa, perché vede, io pensavo che fosse il virus, invece io ho visto che il virus non fa nulla. Io ho visto il dottor Clarizza prima, normale di prima, pensavo fosse diventato Hulk verde, occhi blu, invece è normale, quindi il virus fa bene. Il problema è un altro, allora mi metto il canocchiale, perché sono passati anche tanti anni, mi metto il canocchiale. Allora, innanzitutto diciamo subito che per me l'anno va dal 1° gennaio al 31 dicembre, così facciamo un po' di chiarezza per chi è a casa. Dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2020 a Pordenone sono arrivati 12 agenti, sono andati in pensione ben 14 colleghi, quindi di che ne dica il fiato alle trombe o messo dalla bocca, perché qua non c'entra assolutamente il signor questore, perché questo questore che abbiamo, lui magari vorrà andare via, però se rimane, avete visto come ha portato avanti la città, ha portato la città a classifiche importanti. Ma lo ricordo a chi magari non ha fatto scuole alte, non ha fatto come me l'università, non ha fatto statistica e magari deve avere la calcolatrice. Allora, caro signore, se sono andati in pensione 14 persone, siamo a -2, giusto? Perché -2, quindi -2 nel 2020. Sempre sul fogliettino scrivete a casa questi appunti, così non vi lascio passare nulla. Nel 2021, il 2021, che non ha niente dagli altri anni, va dal 1° di gennaio al 31 dicembre, giusto? Oggi sono arrivate a Pordenone non 10 persone. Io l'ho letto il comunicato. Sì, sì. Ma perché il questore fa un altro calcolo, certo. basa gli arrivi unitamente alle persone aggregate da noi, perché siccome siamo alla frutta, il Ministero, che ci vuole bene, infatti il dottor Odorisio lo dice, si ricorda di noi, c'è un rompipalle di sindacalista come Padrone che ogni 3 giorni scrive al Dipartimento e ci hanno inserito negli nuovi arrivi, quindi ci sono delle persone aggregate. Oggi, e poi c'è la testimonianza, mi pare, anche di una fotografia, no? Certo. Di che ne dica qualcuno. La possiamo anche magari rivedere. Certo. Allora magari chiedo alla regia Maurizio, eccola lì. Grazie Maurizio. Facciamo la conta, dai. Facciamo la conta. 1, 2, 3,
4 a sinistra poi del c'è il questore, 5, del 6, signor 7, questore, 8. poi c'è il questore, perché qualcuno ha detto no, sono arrivati 8, avevi ragione tu, c'è uno che va alla mobile, no, non è alla mobile, è il signor questore. Poi ci sono altri 4. Quindi 4 più 4, se la matematica non è un'opinione, fa 8. Di quei personaggi lì, di quei signori colleghi, che hanno avuto la fortuna di tornare nella loro zona perché l'avevano chiesto, ci sono 7 persone che sono arrivate. Uno di quelli è una persona aggregata. Quindi oggi in forza a Pordenone sono arrivati 7. Ma andiamo avanti col gioco, scrivete, Il 2021 sono arrivati quindi 7 oggi, perché il 2021 parte dal 1° gennaio. Io avevo fatto un comunicato stampa mandato a un giornale e avevo scritto che erano arrivate 8 persone. Considerando questa persona, erano arrivate 8 persone, la persona aggregata. Invece sono 7. Poi ho detto, ho fatto accenno a 2 colleghi che erano arrivati nel mese di dicembre, che sono arrivati dalla scuola, giovanissimi. 21 anni, direttore? 21 anni? Le rimpiangiamo un po' tutti, no? Benissimo. Allora, siamo arrivati a 7 nel 2021. 2 agenti arriveranno, ve lo dico in anticipo, arriveranno fra un paio di settimane e quindi saremo a 9. Ora, sempre carta e penna, siamo a 9, non a 10. No, che ne dica il questore, che ne dica sempre qualcuno che copia male. Cioè, quando andate a scuola, copiate bene, per favore, perché dopo vi bocciano, cazzo. Allora, arriveranno queste 2 persone, quindi 7 più 2, 9, avete scritto 9, bene. Sapete quanto vanno in pensione? E che vanno in pensione certificate, nel senso che hanno già fatto la domanda, gli è già arrivato il decreto, non possono più tornare indietro, ma se ne possono aggiungere degli altri, ma non lo diciamo. Sono 14. Allora, cioè 14 in tutto o 14 14 che sono già che vanno via. Ok, e quanti potrebbero aggiungersi a questi 14? Ma potremmo arrivare a una ventina, ecco. Ma non chi l'ha fatto, chi ha deciso no, lo fa. Quindi il gap rimane sempre negativo. Quindi nel 2021, se 14 lasciano, siamo a meno 5. Quando io facevo statistica, ho preso 30 all'esame, meno 2 più meno 5, lo dica qualcuno, quanto fa? Meno 7. Quindi allora, siamo ancora in deficit di 7 siamo uomini. 7 al 31 dicembre e non sono previsti arrivi se non questi 2 colleghi che vi ho detto prima, saremo a meno 7, ma conteggiando quelli che arrivano, saremo a meno 7. Io poi ho fatto un accenno alla polizia delle telecomunicazioni, la cosiddetta polizia postale. La polizia postale domani avrà in forza, io sento che erano in 4, c'erano 3 più il comandante, che saluto. Domani arriveranno 2 persone, direttore, quindi ci troveremo con 6 persone presso il posto delle telecomunicazioni di Pordenone. Per fortuna, perché veramente certo. l'avevamo detto tempo fa e siamo già alla frutta, la gente è costretta magari a trovarsi, andare a fare la denuncia per quello che sta avvenendo su internet o a proposito, la fesseria che vi arriva su WhatsApp in questo periodo, che va in scadenza. È vero, perché dovete accettare il cambio di privacy, è vero, non succede nulla perché c'è una piattaforma WhatsApp e sapete che ormai è di competenza di Facebook, sempre il signore di Zuckerberg. E questa nuova piattaforma che si presenta al posto, che vi dicono che è al posto di Facebook e di WhatsApp. È privata anch'essa ed è israeliana, il che significa che ha le stesse qualità e difetti di WhatsApp, quindi potete accettare tranquillamente, perché non è vero, qualcuno la sta pubblicizzando, questa nuova, in sostituzione di WhatsApp, perché non riescono o non riuscirebbero a prendere la vostra privacy. Non è vero,
perché ormai siamo tracciati tutto quelle dall'A alla Z, ecco, certo. Quindi accettate pure tranquillamente, continuate a usare WhatsApp, perché Certo. comunque WhatsApp, tanto date, il bello è che quando volete scaricare un'app, mi pare che vi chiedano il consenso per questo, il consenso della posizione, il consenso. Quindi quando voi andate in Amazon e comprate un caricabatterie, dopo 2 giorni, per una settimana vi viene volete cambiare macchina o volete cambiare la batteria, quindi state tranquilli che potete utilizzare per sempre, modificando la privacy, ovviamente, la WhatsApp. Io prossima volta, prego, una cosa voglio dire, velocissimamente, perché abbiamo... chiedo sia al dottor Clarizza che si faccia portavoce per la Polizia di Stato della Regione Friuli Venezia Giulia, ma all'assessore Riccardi e Federica di accelerare questi benedetti tempi e di mettere in atto tamponi per la pulizia e soprattutto i vaccini perché sono importantissimi, perché i colleghi stanno in mezzo alla strada a pari degli operatori sanitari che stanno a contatto con delle persone. Lì arrivano già malati, noi quando fermiamo la persona per la strada, soprattutto stranieri provenienti da altre persone, non sappiamo con chi cavolo abbiamo a che fare. Bene. E soprattutto, ma anche soprattutto con che malattia abbiamo a che fare. Purtroppo sì. Grazie a voi. Grazie per l'appello lanciato anche da qua. Io mi auguro veramente che chi di dovere possa dare una sferzata a questa situazione, se no restiamo davvero indietro, e con questo virus abbiamo capito che non si scherza. Non può arrivare il poliziotto a luglio a vaccinarsi, la seconda dose la fa a dicembre, a gennaio è finito tutto, arrivederci. Speriamo. I soldi. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Allora, la polizia se la cava così come se la cavano invece i presidi, in vista insomma della riapertura, della ripresa delle scuole. Ne abbiamo preso uno a caso, lui è il dirigente scolastico dell'istituto Malignani di Udine. Sentiamo cosa ci dice.